In base ad uno studio internazionale, che è svolto in più parti del mondo, è stato appurato che già i bambini dalle elementari, in una percentuale che varia dall'85 al 95%, una volta che individuano la propria professione che li piacerebbe fare, riescono a portarla a termine ed orientarsi la propria vita in quella professione. Parte da questo dato la nuova iniziativa degli artigiani di Castelfranco: portare il saper fare nelle scuole elementari e medie del comprensorio. Si inizierà il 16 ottobre a Resana per terminare nella città castellana, anche se il progetto punta ad ampliarsi nel corso di tutto l'anno scolastico. È un'evoluzione di quanto sta già accadendo alle scuole superiori. Tant'è che gli artigiani trevigiani hanno incontrato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sì, abbiamo proposto che una modifica nella riforma scolastica dove venga messo in un programma definito che tutta l'attività professionale venga eseguita nelle aziende. Un'iniziativa condivisa con i sindaci della zona. Ma perché credo sia importantissimo far conoscere ai nostri figli, ai nostri giovani, le opportunità, le motivazioni per crescere e per far crescere questo territorio. Quindi è importante che poi loro scelgano come fare al meglio il loro futuro. Una volta artigiano era coniugato solo al maschile, ora più che mai l'offerta è per bambini e bambine. Sempre di più, e vorrei dire anche per fortuna. E in particolare vedo che tante ragazze scelgono di frequentare istituti tecnici, il che vuol dire che possiamo avere in futuro delle ragazze, delle donne che lavorano in campo tecnico e che sanno lavorare come gli uomini, se non anche meglio, vorrei dire. Lo vediamo anche dai risultati a scuola. Le ragazze spesso sono tra le più brave in classe. Una proposta che ha visto le scuole aprire subito le porte. L'orientamento è molto importante poi nella fase nel passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado, perché deve essere un orientamento, sì, che fa conoscere ai ragazzi tutte le loro possibilità. Senta Presidente, allora bellissima attività, ma poi gli facciamo mettere le mani a questi ragazzi, perché parlano, però l'unica mano che mettono è quella al telefonino. Voi che siete artigiani dovreste fargli toccare il cacciavite dalla parte giusta, no? È quello il nostro proprio compito, in maniera da fargli fare qualche esperienza proprio di tatto, e quindi sicuramente metteremo, al di là di qualche cacciavite, magari anche qualche bullone magari da avvitare, che magari speriamo che gli insegniamo che si avviti del senso giusto.